Una violenza senza fine, quella sulle donne, e meno male che esistono sul territorio persone e strutture che aiutano a frenare l'odioso fenomeno. Anche a San Giovanni Gemini esiste un centro di ascolto antiviolenza. Vi fanno parte Chiara Mustazzo, Eveline Lupo, Deborah Taibi, Rosalinda Maggio, Maria Stella Filippone, Donatella Miceli, Jessica Traina, Viviana Saccomanno, tutte coordinate da Maria Concetta Ciulla. Nei giorni scorsi la prima grande iniziativa del centro con l'evento Io credo nell'amore, per ricordare le donne vittime di violenza, tra cui le sangiovannesi Concetta Traina e Angelina Reina e la ragazza di Favara Lorena 40, è stato illuminato un albero con i nomi delle tante vittime. Presenti all'appuntamento le autorità locali con i sindaci di San Giovanni Gemini e Cammarata e la partecipazione dell'artista Stefano Cairone con il figlio Nicolò. And so this is Christmas.